Per Est-Ovest parla Alexander Dugin, il filosofo che ha lanciato l'idea di Eurasia, il progetto strategico che ispira la politica del presidente russo Putin. Le ragioni economiche e sociali che sono alla base dell'ascesa al potere del cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Eccellenze tecnologiche, alfabetizzazione digitale e fantasia hanno fatto dell'Estonia una culla di iniziative imprenditoriali. Un documentario racconta la vicenda, sconosciuta in Occidente, del movimento hippie nell'Unione Sovietica. Korax, il più famoso vignettista serbo, con la sua satira aggraffia il potere e la politica nei Balcani e nel mondo. La Russia come potenza di terra, erede di un gigantesco impero che si estendeva su 2 continenti. Ma la Russia anche come bastione dei valori tradizionali, con un destino messianico da compiere. Così vede il suo paese il filosofo e politologo Alexander Gelyevich Dugin, teorico dell'Eurasia, uno spazio che non è solo geopolitico, ma anche valoriale. Quali sono, gli chiediamo, le differenze tra la civiltà occidentale e quella eurasiatica? L'ateismo da una parte e la religione dall'altra. I valori progressisti contro quelli del conservatorismo. Per la moderna società liberale il centro di tutto è l'individuo con i suoi diritti. Per noi invece la comunità viene prima dei capricci personali e per questo diamo tanta importanza alla dimensione collettiva. L'Occidente però vuole esportare i suoi valori, decidere cosa è giusto e cosa no. Ed è stupito che non tutti siano d'accordo. In questo senso il liberalismo, tipico di paesi atlantici come Stati Uniti e Gran Bretagna, è razzista dal punto di vista culturale. Mettetevelo in testa, la Russia non rincorre nessuno sulla strada della civilizzazione. Non è che non possiamo essere come voi, semplicemente non lo vogliamo. Saremmo capaci anche noi di organizzare un gay pride a Mosca, ma non lo facciamo, perché abbiamo un'altra opinione sui rapporti di genere. Siamo anche cristiani, ma in modo diverso dai cattolici, perché siamo ortodossi. L'Occidente dovrebbe imparare ad accettare che non siamo né migliori né peggiori, ma solo diversi. È considerato l'ideologo del presidente Putin. Ma cosa pensa di lui? Quando parlo con gli occidentali lo difendo sempre dalle critiche. Per quanto riguarda la politica estera lo apprezzo molto. Dopo il caos degli anni 90 ha ridato alla Russia la sovranità, forza militare e prestigio a livello internazionale. Negli affari interni invece il presidente si è dimostrato miope e poco efficace. Il dibattito politico è solo uno show, un esercizio di pubbliche relazioni e intanto sul piano della giustizia sociale i risultati sono quasi pari a zero. Putin purtroppo non segue un chiaro modello economico e ha fatto poco per la rinascita spirituale della nazione. L'istruzione e la cultura sono in condizioni disastrose. Ma allora non è corretto chiamarlo e considerarlo un nuovo zar? No, perché non vuole esserlo. Gode del pieno sostegno della popolazione, ma essere zar significa anche assumersi grandi responsabilità morali e da questo punto di vista Putin è refrattario, indeciso e ormai ha perso troppo tempo. È un abile politico, pragmatico, ma è un tecnico. Gli manca una visione del mondo. Ha fatto tanto per la Russia, ma non è la risposta giusta alle sfide della storia. Chi verrà dopo Putin? Non lo sa nessuno e questo è motivo di grande preoccupazione. Tutto ciò che ha fatto per la Russia può essere perso in un attimo. Sarà difficile trovare un erede all'altezza, perché Putin è circondato da persone di potere che gli devono tutto, ma che sono di scarso valore. Come giudica l'oppositore di Putin, Alexei Navalny? È molto buono che ci sia qualcuno come lui che spinge i ragazzi a scendere in piazza e denuncia una corruzione sfrenata, ma siccome è appoggiato dall'Occidente non ha alcuna possibilità di successo e così le sue accuse finiscono per rendere intoccabili gli oligarchi vicini a Putin. Può servire come coscienza critica, ma dal punto di vista politico vale zero e ha zero prospettive. Il 4 marzo si voterà in Italia per il rinnovo del Parlamento e c'è il timore che la Russia possa interferire nella campagna elettorale. Qual è la sua opinione? Penso che la Russia non l'abbia mai fatto, come dicono. Quella degli hacker è una favola, ma è bello che ci considerino così intelligenti. Comunque, anche volendo, non avremmo alcun motivo di intrometterci negli affari interni di un paese amico come l'Italia, dove per fortuna non esistono ancora partiti russofobici.
Con i suoi 31 anni, il neoeletto cancelliere austriaco Sebastian Kurz è il più giovane leader politico al mondo. Ma la sua giovane età è solo uno dei motivi che gli hanno fatto guadagnare il soprannome di Wunderwuzzi, cioè il bambino prodigio. In aggiunta alle novità politiche introdotte mediante l'alleanza tra il suo Partito Popolare Austriaco e il Freiheitliche Partei Österreichs, che ha interrotto equilibri storici, Kurz ha infatti promesso rivolgimenti anche in campo economico che hanno rafforzato il consenso guadagnato tra gli elettori. Non so con precisione cosa voglia fare, so però che vuole portare un vento nuovo. Sì, sono entusiasta, credo in ciò che fa, sono positiva e spero che tutto andrà secondo i piani fatti. È fantastico, anche perché ha chiarito quanto sia importante che i suoi progetti vengano concretizzati. In realtà la situazione economica austriaca, vista a volo d'uccello, appare più che in buona salute. La crescita registrata nel 2017 infatti è stata la migliore degli ultimi 6 anni, grazie a più fattori. Innanzitutto la produttività, che dal 99 a oggi vede l'Austria come terza in Europa, dietro Irlanda e Svezia, e seconda nell'Eurozona. I libri degli ordinativi delle imprese austriache stanno esplodendo di ordini. Le imprese non riescono a consegnare i prodotti in tempo. Risultati raggiunti grazie a una forza lavoro con un buon grado di scolarizzazione, soddisfatta del proprio salario medio che supera i 1.800 euro netti rispetto ai 1.500 dell'Italia e fiduciosa di un mercato del lavoro in cui il tasso di disoccupazione è la metà di quello di casa nostra. In questo momento l'economia austriaca vive una grande crisi di mancanza di personale qualificato nei settori più avanzati. Eppure, anche in una situazione in apparenza così rosea, Kurz è riuscito a individuare aree che a suo avviso possono essere migliorate, a iniziare dalle tasse. Il sistema fiscale austriaco ha dentro di sé dei meccanismi, per esempio quello del fiscal drag che in Italia è stato abolito moltissimi anni fa, che automaticamente fanno aumentare questa pressione. Il nuovo governo è dell'opinione che questa vada ridotta anche in maniera significativa. Facile quindi capire il continuo favore che il cancelliere riscuote in modo trasversale. Super. Haben Sie für ihn gewählt? Non dico se ho votato per lui, ma quello che fa va proprio bene. Altro punto su cui Kurz ha già dichiarato di voler agire in modo radicale riguarda la burocrazia. La pubblica amministrazione austriaca ha un'eredità e una tradizione che provengono dall'idea e dal concetto dell'economia corporativa. Ci sono enti pubblici che sono tipicamente austriaci, non esistono da altre parti, la Camera dell'Economia per esempio, o la Camera del Lavoro, che hanno un peso enorme nella formulazione delle decisioni politiche nella politica economica. Un progetto che però, se non concretizzato, potrebbe trasformarsi in un punto a favore degli avversari di Kurz. Super. Abbassare le tasse è magnifico, ma in un modo o nell'altro si traduce sempre nel caricare qualcun altro che si ritrova a pagare più tasse di prima, un po' come un cane che si morde la coda. Continuo a sentire annunci, ma si tratta più di intenzioni che di un progetto davvero concreto. Credo che si vedrà nel tempo se riuscirà a cavarsela. Ora deve dimostrare se è in gamba. Spettacolari irruzione in un ristorante di Kiev. Un gruppo di persone armate con il volto coperto ha prelevato l'ex governatore della regione ucraina di Odessa ed ex presidente della Georgia Saakashvili. Su disposizione delle autorità ucraine, l'esponente politico è stato deportato in Polonia con l'accusa di aver organizzato un complotto contro l'Ucraina assieme alla Russia e all'ex presidente Yanukovych. Nel 2015 Saakashvili aveva ottenuto la cittadinanza ucraina, poi revocatagli 2 anni dopo, per ricoprire incarichi governativi. Era molto vicino al presidente Poroshenko, ma l'intesa tra i due non è durata a lungo. Saakashvili ha accusato l'ex alleato di corruzione e ha annunciato di voler guidare una nuova rivoluzione a Kiev.
Un'ampia cucina nel bel mezzo dell'ufficio per farsi un tè caldo o un caffè, un cane in una sala riunioni divisa da solo un vetro, palline antistress sulle quali buttarsi quando si vuole relax. Non siamo in California, ma a Tallinn, la capitale dell'Estonia, uno dei centri più interessanti della scena delle start-up innovative in Europa. Siamo negli uffici di TransferWise, il più grande caso di successo del paese baltico dopo Skype, la società made in Estonia che ha rivoluzionato la comunicazione audio-video nei primi anni 2000 e che nel 2011 passava a Microsoft per 8 miliardi e mezzo di dollari. Quello stesso anno nasceva TransferWise, oggi uno dei maggiori datori di lavoro di Tallinn, impiega circa 500 persone con molte nazionalità diverse. Tallinn è il principale dei 9 uffici sparsi nel mondo. La startup è diventato un colosso in poco tempo. Il suo modello economico è basato su un trasferimento di denaro da valuta a valuta che elude il cambio attraverso il sistema bancario ed evita dunque le sue importanti commissioni. È una delle numerose applicazioni del cosiddetto fintech, l'unione potenzialmente dirompente tra finanza e tecnologia. Il servizio cliente italiano è gestito da giovani connazionali provenienti da ogni angolo dello stivale. Lo dirige Irene Cresci, a cui abbiamo chiesto cosa vede di diverso in Estonia rispetto all'Italia. Sicuramente qui c'è uno spirito più creativo, in cui i giovani si buttano, sebbene non esperti, a creare nuove start-up, nuovi progetti. C'è molto più spirito di iniziativa, c'è molta più speranza nel futuro, speranza di poter creare qualcosa di diverso, di creare un futuro migliore, specialmente per i giovani. L'azienda è stata fondata da Taavet Hirrikus e Kristo Kerman e ogni mese trasferisce l'equivalente di $1 miliardo. L'età media dei circa 900 dipendenti di TransferWise è di 27 anni, nella quasi totalità laureati, molti con competenze informatiche avanzate, tant'è che il lavoro meglio pagato oggi in Estonia è sicuramente lo sviluppatore di software. Nel 2016 l'azienda, che ha un ufficio importante nonché la sede legale a Londra, ha ricevuto oltre 25.000 curriculum da aspiranti dipendenti. Uno di quelli che non lavora da molto tempo con TransferWise è l'italiano Cristian Callegari, che ha già avuto altre esperienze lavorative in Estonia. Secondo me in generale, soprattutto per un giovane, l'errore viene visto come propedeutico all'insegnamento, di conseguenza ti è consentito di non essere perfetto, che è una grande cosa, perché sostanzialmente ti consente di fare errori e imparare da questi. Secondo Christian, uno dei punti a favore della società estone sta nel non doversi guardare indietro. Non hanno modelli del passato che hanno avuto successo con i quali confrontarsi, hanno la possibilità di scrivere esattamente la propria pagina del futuro, che è poi il lato più affascinante della società e della cultura estone in questo momento per me. Il capo degli ingegneri di TransferWise, Alvar Lundberg, ci propone invece un'altra teoria. Molte persone ancora ricordano i tempi sovietici, quando la gente doveva essere creativa per trovare una soluzione. Poi gli standard di vita non sono ancora così alti come nell'Europa occidentale. Questo è uno stimolo per essere affamati e produrre qualcosa di buono nella vita per se stessi. Hippie in Unione Sovietica, parallelamente a quello negli Stati Uniti e in Europa occidentale, negli anni 70 e 80, anche nella patria del comunismo realizzato, esisteva un movimento hippie. Anche lì movimento giovanile di radicale critica dei valori della società, movimento pacifista con la sua musica di protesta e i suoi simboli. A raccontare di questo movimento sostanzialmente ignorato sia dalle cronache dell'epoca sia dagli storici di oggi è un documentario, Soviet Hippies, firmato dalla giovane regista e antropologa estone Terhi Tomistu. Ma chi erano questi hippie sovietici? Queste sono persone dell'Unione Sovietica che cercavano la pace, facendo cose attraverso l'amore in un periodo in cui ciò era molto difficile. Credo che queste persone fossero dei sognatori, abbastanza coraggiosi da rompere le convenzioni sociali e battersi per il loro senso di libertà. Il documentario racconta di come questi giovani erano perseguitati dalla polizia, di come dava fastidio il loro abbigliamento, i capelli lunghi dei maschi, dell'uso di stupefacenti, non dell'LSD come in Occidente, ma di tisane fatte mettendo in ammollo le sigarette che nelle farmacie dell'epoca sovietica venivano vendute agli asmatici. Ma ora, al giorno d'oggi, che fine hanno fatto questi hippie?
Ora sono degli hippie invecchiati, la maggior parte di loro si definisce ancora hippie. Il mio documentario è sugli hippie dell'Unione Sovietica. Abbiamo filmato in Estonia, Russia e Ucraina, un po' anche in Lettonia. Gli hippie sovietici erano una comunità con i loro raduni, i loro accampamenti, le loro comuni. Qualcuno ha pagato questo sogno libertario con il carcere, altri con detenzioni coatte in manicomi. Ora questa comunità come si pone nei confronti della guerra, ad esempio della guerra in Ucraina? È una domanda difficile perché ci sono diversi punti di vista. Ovviamente la maggior parte di loro sono contro la guerra. Gli hippie dell'Ucraina sono stati attivi contro l'aggressione e la guerra da quando erano giovani e hanno opinioni forti al riguardo. Ma ci sono anche quelli che originariamente erano hippie sovietici che ora simpatizzano con le autorità, ma sono senza dubbio in minoranza. Ci sono diversi punti di vista. But views are different. Ma questi hippie, oramai anziani, quasi tutti sono già nonni, sono ancora pacifisti? Questo documentario riscopre la lunga storia del pacifismo in una parte del mondo dove non ci aspettiamo di trovarlo. Soviet Hippies è stato premiato al Trieste Film Festival. Per me la caricatura, come la satira, sono un verdetto. Dopo la pubblicazione non esiste alcun diritto d'appello. Parola di Predrag Korakšić, in arte Korax, uno dei vignettisti più conosciuti e amati dell'ex Jugoslavia. 85 anni, da giovane voleva fare l'architetto, poi la sua passione per la caricatura e il disegno gli hanno fatto cambiare strada. Nel 2004 il governo francese lo ha insignito con la Legione d'Onore. All'interno del suo rifugio studio, giorno dopo giorno crea nuove sferzanti vignette. L'appuntamento imperdibile di molti sul quotidiano Danas e il settimanale Vreme. L'obiettivo delle mie caricature è sempre stato quello di far sentire coloro che le leggono superiori a tutto ciò che gli succede intorno. Almeno per un momento si devono sentire liberi di vedere e dire ciò che pensano. Uno dei miei obiettivi è stato incoraggiare la visione e la lettura critica. È importante saper giudicare e commentare i fatti politici, vigilare su ciò che fa chi è al potere, osservare i governanti in fondo e raccontare la storia. In punta di pennello ha accompagnato e commentato quello che negli ultimi 60 anni è successo nell'ex Jugoslavia, poi nei Balcani, ora in Serbia, ma anche nel mondo. I suoi disegni, sempre muti, senza titoli né parole, hanno avuto la grande abilità di riassumere concetti complessi in immagini che in certi momenti hanno fatto il giro del mondo. Durante la guerra nell'ex Jugoslavia le sue vignette apparivano infatti sulle pagine di molti giornali internazionali. Per me è diventato normale pensare solo attraverso le immagini, attraverso quei tratti di matita, penna o pennello con i quali cerco di spiegare ciò che vedo. È chiaro, lo faccio in modo ironico, qualche volta anche politicamente scorretto. Durante il periodo delle ultime guerre, prima in Bosnia e poi in Serbia, l'ho visto quasi come un dovere. Ho sempre evitato però di parlare di nazionalismi che da queste parti, ma non solo, hanno combinato veri disastri. Dagli anni 90, ovvero dal momento in cui Slobodan Milošević prese il potere fino al 2001, anno in cui l'ex presidente venne arrestato, Korax gli ha dedicato 3.700 vignette, disegnandolo sempre senza occhi. Milošević è stato un personaggio magnifico per qualsiasi caricaturista. All'inizio non sapevo bene come rappresentarlo, ma quando ho deciso di ritrarlo senza occhi ho capito che è stata una trovata geniale. Era il modo migliore per spiegare il suo cinismo, che diventava autismo. Vedeva solo ciò che lo riguardava, ciò che succedeva attorno a lui, mai quello che accadeva fuori. Il momento più brutto per questo signore, che ha scelto le vignette come massima espressione di libertà, è stato durante la guerra in Bosnia, quando nonostante le tante atrocità insisteva a dire che sorridere deve diventare una forma di difesa. Fu in quel periodo che subì pesanti minacce senza però mai deporre l'irriverente pennello.
Per me la cosa più importante era pubblicare le cose che disegnavo e continuare a commentare, a illustrare in maniera satirica ciò che ci succedeva attorno. Ho avuto paura, certo, ma in quel momento disegnare diventava più importante che respirare.